anche l'Ordine dei Medici presenti con il nuovo Presidente. Ecco, lei ha portato il suo saluto, una sua valutazione anche sul tema in argomento. Sì, ma è stata un'occasione, io ringrazio Maurizio Paci, mi ha invitato, è stata un'opportunità per poter intervenire, è stato il mio saluto ufficiale, visto che ci siamo insediati da pochissimo, abbiamo avuto il primo consiglio dove abbiamo dibattuto di queste problematiche, anche magari su aspetti con aspetti diversi perché le riguardano il medico dal punto di vista anche deontologico, giuridico e anche fiscale e amministrativo, perché sono problematiche che ci interessano in un momento particolare, in un momento in cui c'è una grande sofferenza da parte della sanità, una stagione veramente difficile e la professione medica è un po' in trasformazione, per cui noi dobbiamo cogliere aspetti che arrivano dal mondo civile, dal mondo professionale, per poter veramente, come dire, coniugare l'aspetto umanistico del medico con la tecnologia e la scienza che vanno avanti a grandi passi, quindi poter rilanciare una professione che abbia veramente, sia determinante, abbia un ruolo importante, ma soprattutto che abbia autonomia di gestione, che abbia indipendenza e libertà nel poter garantire salute e qualità di vita la migliore possibile ai nostri cittadini, ai nostri utenti. Lei, diciamo, è il nuovo Presidente dell'Ordine dei Medici, ecco, l'occasione anche per capire quale sarà il corso che le darà all'Ordine durante la sua presidenza e al suo nuovo Consiglio. Ma guardi, noi abbiamo già nelle linee programmate, abbiamo presentato ancora prima durante la competizione, che è stata molto forte per raggiungere questo obiettivo, abbiamo dato una serie di indicazioni su quelle che sono le problematiche di massima che ci coinvolgono e che interessano la categoria dei medici nella loro interezza. Passiamo dalla problematica attuale e cogente, che è quella dei medici precari, delle piante organiche degli ospedali che sono carenti. Io proprio l'altro giorno ho avuto un incontro con il manager al quale chiedevo appunto notizie su questo ultimo decreto assessoriale che come dire, dirime un po' questa problematica e cerca di dare corso a quelle che sono le esigenze, perché poi lì a cascata dalle piante organiche vengono fuori anche il problema cogente delle liste di attesa. Quindi dobbiamo assolutamente dare stabilità ai medici, dobbiamo garantire i concorsi adeguati proprio per garantire piante organiche, per dare una qualità di assistenza adeguata in ambito ospedaliero, quindi nelle eccellenze, ma anche sul territorio, cercando di, io credo sia un atto importante, quello di togliere un po' quello che è l'aspetto burocratico asfissiante che coinvolge i medici, tutti, dagli specialisti ai medici di medicina generale, e che deve essere importante per ridare ruolo al medico, ridare autonomia di gestione, ridare efficienza, ridare indipendenza e libertà, certo con grande responsabilità nell'affrontare i problemi, ma il medico deve entrare nei processi decisionali, proprio perché ci rendiamo conto che in un momento così difficile per la sanità italiana, con un problema di finanziamenti forse sottostimati e non adeguati in ogni caso, entrare nei processi decisionali e riuscire a allocare in maniera adeguata risorse umane e economiche sia veramente un momento importantissimo sempre per garantire un'assistenza la migliore possibile.